Gonario ed Ebriaci procedono alla loro ispezione a cavallo dei territori del Goceano, con il seguito di guardie e buiachesos. Gonario non è mai stato in zona prima d'ora, ma se ricorda bene la cartina che ha osservato così attentamente, sa che il suo luogo di interesse si trova più ad ovest. Volta il suo cavallo e osserva le colline davanti a sé, illuminate dal sole alle sue spalle. Se volete controllare la zona, è meglio orientarci verso le montagne, dice Ebriaci. Gonario si volta di nuovo verso di lui e verso le montagne più ad est. Non era sua intenzione andare più ad est, ma il ragionamento è ineccepibile. Dalle montagne può vedere meglio l'area circostante, perciò annuisce e lo segue. Dopo diverso tempo a cavallo, passando attraverso campi e fitte foreste, la punta di una montagna isolata, più alta delle valli circostanti, appare in lontananza fra gli alberi che li circondano. Attrae l'attenzione di tutti, compreso Gonario, che rimane a fissarla per un po'. In mezzo alla foresta diventa difficile orientarsi e quella punta rappresenta un'ancora verso il mondo esterno, fuori dalla foresta. «Vedo che l'avete notata anche voi», dice Ebriaci, fermando il suo cavallo di fianco a lui e scrutando attraverso le fronde. «Che posto è questo?» Gonario scuote la testa, fissando in alto i rami dei tassi che si chiudono sopra le loro teste, quando un piccolo bruco si cala davanti a lui su una ragnatela, distogliendo la sua attenzione. Gonario indietreggia a cavallo e si sposta. «Non ne ho idea, ma voglio raggiungere quel monte». «Si può fare, sempre che poi sia possibile costruirvi». «Quello lo sapremo solo una volta arrivati». Con un leggero calcio al suo cavallo, Gonario riprende a cavalcare il sentiero, in mezzo alla foresta, guidando il cavallo fra pietre, rami caduti e fogliame secco, che colora d'arancio il sentiero e scricchiola sotto gli zoccoli dei cavalli. Ebriaci lo segue, raggiungendolo in poco tempo. L'odore di erba bagnata si fa sempre più forte, e mentre non hanno visto molti animali da quando sono arrivati, gli uccelli non hanno mai smesso di cinguettare, nemmeno in procinto dell'inverno. Gonario si abbassa per schivare un altro bruco che cade dagli alberi. «Credete che non sappia perché avete scelto questo posto?» chiede Ebriaci. Gonario gli rivolge un rapido sguardo. «Anche voi state per dirmi che mi sia inutile cercare giustizia?» «O vendetta, dipende da come la vedete. Ma no, non sono qui per quello. Come volete affrontare la situazione è decisione vostra, però voglio assicurarmi che vada tutto bene, prima di tornare a Pisa». Gonario lo guarda ora fissamente, distogliendo lo sguardo dal sentiero. «Quando intendete partire?» «Non subito, state tranquillo. Intendo aspettare che nasca il bambino». Gonario annuisce. «Ad ogni modo, non ho scelto questo posto per alcuna ragione particolare, se non perché si trova più all'interno». «Ma i vostri nemici non si trovano molto distanti da qui. È una coincidenza?» Gonario tira via un bruco che gli è caduto sulla manica del vestito, apparentemente disinteressato. «Non lo è». «Capisco. Quindi come volete agire?» Gonario guarda avanti per un poco, poi sospira. «Non lo so. Ancora devo capire. Sono qui solo da qualche mese e devo capire che fare. L'importante è che teniate sempre salde le redini, e non mi riferisco solo al cavallo. Dovete tenere sotto controllo coloro che possono minacciarvi, così come hanno già fatto in passato. Dovete però anche pensare al regno. Inutili conflitti non vi giovano, rischiano solo di creare instabilità, pesano sulle vostre casse e sui vostri uomini, e possono sfavorire il vostro consenso. So che capite bene quello che sto dicendo, e spero ne teniate conto». Gonario annuisce, ma non risponde. Quando il sole ha ormai percorso un quarto di cielo, escono finalmente dal bosco, ritrovandosi davanti infinite distese di campi da un lato e una serie di montagne e gole dall'altro, ricoperte di verde e la cui cima quasi si perde fra la nebbia. Il monte che hanno scelto
si trova proprio davanti a loro, una sagoma scura contro luce che sovrasta tutte le valli.